Gli interventi di restauro sono finiti. Il FAI e il comune di Palau aprono le porte della caserma militare Talmone a turisti e visitatori per un suggestivo viaggio nella storia. Incassonato tra rocce granitiche e macchia mediterranea, l'edificio è uno dei luoghi simbolo della memoria isolana. Dismesso dopo la Seconda Guerra Mondiale, fa parte del più vasto insediamento di difesa del XVIII secolo. È stato finanziato con oltre 700.000 euro di fondi FAI. È il primo bene in Sardegna del Fondo Ambiente Italiano. La sinergia col comune è appena incominciata, vorremmo reperire altri fondi, vorremmo tramite il comune di Palau reperire dei fondi comunitari che transitano attraverso la regione. Vorremmo che anche gli enti pubblici ci dessero una mano, perché dall'ente pubblico per il momento non è venuto assolutamente nulla. Per ampliare anche l'offerta di questa parte di Sardegna. Il percorso per raggiungere la caserma è tortuoso, ci vogliono 20 minuti se si sceglie la via più corta, ma ne vale la pena. Entrando nella struttura è naturale calarsi nella vita quotidiana di quei militari in servizio nella caserma di Punta Don Diego. Di un bene che è in un posto assolutamente straordinario, circondato da rocce meravigliose, ma soprattutto che è piazzato in mezzo ancora a una grande biodiversità dell'ambiente. Giulia Maria Mozzoni Crespi è una delle fondatrici del FAI e madre del progetto di restauro di Talmone. Il comune di Palau le conferirà la cittadinanza onoraria.